ha appena impartito la migliore lezione ai discepoli, che, insieme a Maria, vogliono prendere il Vangelo sul serio. Signore Gesù, Agnello di Dio che con la tua morte togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Siano impresse nel mio cuore. 13ª stazione. Il corpo di Gesù è deposto dalla croce. Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatea chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Questo corpo, pieno di ferite, ci ha salvato. Nel grembo di Maria, come negli anni dell'infanzia, Gesù dorme. Davanti a Lui, davanti a lei, noi che abbiamo causato questa morte, che siamo favoriti da questa morte. Vergine Maria, che hai dato vita al corpo umano del Figlio di Dio, prega per noi peccatori. Siano impresse nel mio cuore. 14ª stazione. Il corpo di Gesù è posto nel sepolcro. Avvolse il corpo di Gesù in un lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roccia, nella quale nessuno era ancora stato deposto. Finalmente poteva riposare dopo la lotta. Il corpo di chi è Signore della vita attendeva la sua vittoria che né la pietra né i soldati potevano impedire. Vergine Maria, accompagnandoti nella tua solitudine, aumenta la nostra fede nella vittoria del tuo Figlio e la nostra speranza nel fatto che, se soffriamo con Lui, regneremo con Lui.
posto la tua mano su di me, grande e mirabile è la tua sapienza. O croce santa, seme di bontà, patto di alleanza fra la terra e il cielo, ci innamori il segno che ci riscattò dall'antico male, dalla schiavitù.
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, in questo anno giubilare che provvidenzialmente coincide con il 150° anniversario dell'arrivo del quadro a Pompei, il 13 novembre del 1875, vogliamo fissare lo sguardo su Cristo, unica nostra speranza, e su Maria, che con il suo fiat fu la prima collaboratrice della speranza di Dio incarnata, diventandone madre e discepola. A lei, Vergine orante, chiediamo di ottenerci la grazia di contemplare e irradiare con la preghiera del Rosario il mistero di Cristo Gesù. Come lei vogliamo accogliere e meditare la parola di Dio affinché, contemplando i misteri del Rosario, impariamo a stupirci dinanzi alle meraviglie che opera il Signore. Guardando a lei così attenta e premurosa a Cana di Galilea, vogliamo apprendere quell'amore che non resta insensibile alle necessità dell'umanità e che spinse il beato Bartolo Longo a vivere il Vangelo della carità con gli ultimi e i poveri del suo tempo. Alla Vergine del Santo Rosario di Pompei ci rivolgiamo ora pregando i misteri del dolore. Primo mistero. Gesù agonizza nel Getsemani. Dal Vangelo secondo Matteo. Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani. Si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di affrontare le angosce della vita, abbandonandoci alla volontà di Dio e sentendoci consolati dalla sua tenerezza paterna. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, Prega per noi. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Secondo mistero. Gesù è flagellato. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: Io non trovo in lui nessuna colpa. Volete dunque che io vi liberi il re dei giudei? Allora essi gridarono di nuovo: Non costui, ma Barabba. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Mostraci il tuo volto, Signore, in te speriamo. Donaci il tuo sguardo, Maria, con te crediamo, con te andiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di non essere mai causa di sofferenza per i nostri fratelli e di prenderci cura di quanti sono provati dall'ingiustizia e dal dolore. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, Prega per noi. Terzo mistero. Gesù è coronato di spine. Dal Vangelo secondo Giovanni. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora e gli davano schiaffi. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: ecco l'uomo. Padre
nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che, contemplando Gesù coronato di spine, sentiamo grande dolore per i nostri peccati e crediamo al suo Vangelo come fonte e misura di vera umanità. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, Prega per noi. Ave Maria.
Quarto mistero. Gesù porta la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Ma quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che portiamo con fortezza le croci della vita, sentendoci accompagnati da te e sostenendo i nostri fratelli. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, Prega per noi. Quinto mistero. Gesù muore in croce. Dal Vangelo secondo Luca. Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che, contemplando la morte di Gesù, sentiamo in noi i frutti della sua redenzione e la testimoniamo con la santità ai nostri fratelli. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi. Preghiamo secondo l'intenzione di Papa Leone. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve.
Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Santa Maria, Prega per noi. Santa Madre di Dio, Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Prega per noi. Madre della Chiesa, Prega per noi. Madre della Misericordia, Prega per noi. Madre della Divina Grazia, Prega per noi. Madre della Speranza, Prega per noi. Madre Purissima, Prega per noi. Madre Castissima, Prega per noi. Madre sempre Vergine, Prega per noi. Madre Immacolata, Prega per noi. Madre degna d'amore, Prega per noi. Madre ammirabile, Prega per noi. Madre del buon consiglio, Prega per noi. Madre del Creatore, Prega per noi. Madre del Salvatore, Prega per noi. Vergine prudente, Prega per noi. Vergine degna di onore, Prega per noi. Vergine degna di lode, Prega per noi. Vergine potente, Prega per noi. Vergine clemente, Prega per noi. Vergine fedele, Prega per noi. specchio di perfezione, Prega per noi. sede della sapienza, Prega per noi. fonte della nostra gioia, Prega per noi. tempio dello Spirito Santo, tabernacolo d'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, Prega per noi. torre della santa città di Davide, Prega per noi. fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, Prega per noi. arca dell'alleanza, Prega per noi. porta del cielo, stella del mattino, Prega per noi. salute degli infermi, Prega per noi. rifugio dei peccatori, Prega per noi. conforto dei migranti, Prega per noi. consolatrice degli afflitti, Prega per noi. aiuto dei cristiani, Prega per noi. regina degli angeli, Prega per noi. regina dei patriarchi, regina dei profeti, Prega per noi. regina degli apostoli, Prega per noi. regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Perdonaci, Signore. agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Ascoltaci, o Signore. agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Prega
Maria, al mattino della Pentecoste tu hai sostenuto con la preghiera l'inizio dell'evangelizzazione intrapresa dagli Apostoli sotto l'azione dello Spirito Santo. Con la tua costante protezione continua a guidare anche oggi, in questi tempi di apprensione e di speranza, i passi della Chiesa, che, docile al mandato del suo Signore, si spinge con la lieta notizia della salvezza verso i popoli e le nazioni di ogni angolo della terra. Orienta le nostre scelte di vita, confortaci nell'ora della prova, affinché, fedeli a Dio e all'uomo, affrontiamo con umile audacia i sentieri dell'etere per recare alla mente ed al cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo, Redentore dell'uomo. O Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. E aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue,
l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore. Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Giubileo dei giovani su Telepace. Martedì 29 luglio dalle 18:45 trasmetteremo in diretta la Santa Messa di Benvenuto da Piazza San Pietro. E poi sabato 2 agosto da Tor Vergata a partire dalle 20:15 trasmetteremo la Veglia dei giovani con la partecipazione di Papa Leone. Infine domenica 3 agosto sempre da Tor Vergata a partire dalle 8:45 trasmetteremo la Santa Messa presieduta dal Santo Padre. Segui il Giubileo dei giovani su Telepace, anche in streaming sul sito www.telepace.it.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, oggi è la memoria di Sant'Alfonso Maria de' Liguori. Ci uniamo a tutti i nostri fratelli che ci ascoltano dagli ospedali, dalle carceri, per pregare insieme con noi da questa Santa Casa. Per celebrare degnamente questi santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho commetto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio che fai sorgere nella tua Chiesa forme sempre nuove di santità, fa che imitiamo l'ardore apostolico del Santo Vescovo Alfonso Maria de' Liguori, per ricevere la sua stessa ricompensa nei cieli, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Levitico. Il Signore parlò a Mosè e disse: queste sono le solennità del Signore, le riunioni sacre che convocherete nei tempi stabiliti. Il primo mese, al 14° giorno, al tramonto del sole, sarà la Pasqua del Signore. Il 15 dello stesso mese sarà la festa degli azimi in onore del Signore. Per 7 giorni mangerete pane senza lievito. Nel primo giorno avrete una riunione sacra. Non farete alcun lavoro servile. Per 7 giorni offrirete al Signore sacrifici consumati dal fuoco. Il 7° giorno vi sarà una riunione sacra. Non farete alcun lavoro servile. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli Israeliti dicendo loro: quando sarete entrati nella terra che io vi do e ne mieterete le messi, porterete al sacerdote un covone come primizia del vostro raccolto. Il sacerdote eleverà il covone davanti al Signore perché sia gradito per il vostro bene. Il sacerdote lo eleverà il giorno dopo il sabato. Dal giorno dopo il sabato, cioè dal giorno in cui avrete portato il covone per il rito di elevazione, conterete 7 settimane complete. Conterete 50 giorni fino all'indomani del 7° sabato e offrirete al Signore una nuova oblazione.
Il 10° giorno del 7° mese sarà il giorno dell'espiazione. Terrete una riunione sacra, vi umilierete e offrirete sacrifici consumati del fuoco in onore del Signore. Il giorno 15 di questo 7° mese sarà la festa delle capanne per 7 giorni in onore del Signore. Il 1° giorno vi sarà una riunione sacra, non farete alcun lavoro servile. Per 7 giorni offrirete vittime consumate dal fuoco in onore del Signore. L'8° giorno terrete la riunione sacra e offrirete al Signore sacrifici consumati con il fuoco. È giorno di riunione, non farete alcun lavoro servile. Queste sono le solennità del Signore, nelle quali convocherete riunioni sacre per presentare al Signore sacrifici consumati dal fuoco, olocausti e oblazioni, vittime e libagioni, ogni cosa nel giorno stabilito. Parola di Dio. Esultate in Dio, nostra forza. Intonate il canto e suonate il tamburello, la cetra melodiosa con l'arpa. Suonate il corno nel novilunio, nel plenilunio, nostro giorno di festa. Questo è un decreto per Israele, un giudizio del Dio di Giacobbe, una testimonianza data a Giuseppe quando usciva dal paese d'Egitto. Non ci sia in mezzo a te un Dio estraneo e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto salire dal paese d'Egitto. Alleluia, alleluia, alleluia. La parola del Signore rimane in eterno e questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutti da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in sua casa. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Come genitori è bello sempre vedere i propri figli magari che studiano lontano, che lavorano lontano, ritornare a casa per trovare i parenti e amici. Immaginate in questo periodo estivo quanti spostamenti, quanti viaggi, perché una persona che vive lontano dalla propria patria ritorna tra i suoi, ritorna tra i parenti ed è motivo di grande gioia.
Gesù, dopo la sua nascita, dopo il ritorno dall'esilio, ha vissuto con Maria un lato di tempo, anche con Giuseppe, hanno vissuto all'interno di questa casa. E Gesù ha vissuto qui fino ai 33 anni, prima di cominciare la sua attività messianica. E noi ci possiamo chiedere, ma come mai Gesù, quando è arrivato il momento di iniziare la sua attività pubblica, siccome ha vissuto a Nazareth, sono i suoi parenti, è la sua città, li conosce molto bene, perché non ha deciso di iniziare la sua attività in quel luogo, invece ha deciso di allontanarsi e andare a prendere addirittura residenza a Cafarnao? Ci sarà un perché. Perché allora già Gesù aveva capito che gli abitanti di Nazareth, dalle mie parti si dice con questa espressione, gli abitanti di Nazareth tenevano a capatosta, ok. Avevano la testa dura, non erano ancora disposti ad aprirsi alla novità del Vangelo. Per questo Gesù si è allontanato. Però adesso Maria comunque è rimasta a Nazareth. Quindi Gesù ritorna tra i suoi. Dovrebbe essere un motivo di gioia, perché hanno saputo comunque da lontano, giungevano a Nazareth le voci che dicevano: guardate che da noi qui sta facendo dei miracoli, sta facendo questo. Gli abitanti di Nazareth lo sapevano, ma qual era l'atteggiamento degli abitanti di Nazareth? Loro aspettavano, dicono: è di qui, noi lo aspettiamo, verrà a fare i miracoli anche qui da noi, lo aspettiamo. Gesù torna a Nazareth, però l'accoglienza non è stata così. Non è stata così, perché nel loro dire hanno cominciato a disprezzare addirittura Gesù. Lo conosciamo, addirittura chi crede di essere, cioè un semplice falegname che viene a darci lezioni di morale. Ma da che pulpito viene la predica, direbbero, no? Conosciamo i suoi familiari, è figlio di Maria, lo conosciamo, è figlio del falegname del villaggio. Hanno ragione, perché che quel giorno dicevano questo, sicuramente a casa loro avevano dei mobili, o il tetto della loro casa l'aveva fatto Gesù, lo conoscevano molto bene. Però lo conoscono male, non lo conoscono bene. Perché l'avessero conosciuto molto bene, avrebbero cambiato atteggiamento. Invece gli abitanti di Nazareth non hanno avuto il coraggio di fare il salto di qualità per accettare la proposta di vita di Gesù. Per noi è facile raccontare quello che è successo agli abitanti di Nazareth, però ancora tutt'oggi questo succede anche nella nostra vita, dove vogliamo credere che le cose più grandi, le cose più belle succedono lontani da noi. Quando poi si racconta che le cose belle si succedono anche vicino a noi, non ci crediamo. Per gelosia, per invidia, non vogliamo crederci, perché quello che sta succedendo è successo a qualcuno dei nostri, perché non è successo a me, deve succedere a quello. È motivo di invidia, è motivo di gelosia. E in quel luogo, dice il Vangelo, Gesù non ha potuto fare miracoli, perché Gesù era per loro addirittura motivo di scandalo. Che cosa ha fatto Gesù per essere motivo di scandalo? Ha fatto qualcosa di male? No. Dice soltanto la verità. Se volete vivere veramente la vostra fede e volete andare avanti e andare controcorrente, senza fare niente a nessuno, sarete sempre motivo di scandalo. La vostra vita, il vostro atteggiamento urteranno sempre le persone accanto a voi. È successo a Gesù e succederà anche ai suoi discepoli. E a causa della loro incredulità
non fece molti prodigi in mezzo a loro, non ha potuto compiere miracoli come aspettavano loro, miracoli gratis come volevano loro. Incredibile mistero della libertà. Dio non costringe neanche le nostre coscienze, non ci costringe neanche a credere in Lui, ci lascia liberi. Ecco, come gli abitanti di Nazareth, se non siamo attenti, può succedere anche a noi, anche nella nostra vita personale. Vogliamo accettare noi stessi per quello che siamo o per quello che abbiamo, senza stare là a vivere nell'invidia, a vivere nella gelosia, e tutto quello che conta è quello che succede agli altri e non guardiamo alla nostra vita. Ecco, chiediamo a Maria, perché tutto quello che stiamo raccontando oggi del Vangelo è successo sotto gli occhi di Maria, la madre di Gesù. Immaginate una madre che ha cresciuto il suo figlio in mezzo a questi abitanti di Nazareth e in presenza di Maria, ecco come Gesù viene trattato. Dolori per il cuore di Maria. Maria ha vissuto tutto questo, non soltanto per Gesù, ma l'ha vissuto anche per noi. Esempio mirabile di santità, quella di Maria. Ecco, chiediamo proprio a lei di darci la grazia, perché di fronte alle cose che succedono in mezzo a noi e attorno a noi, che il nostro atteggiamento non sia quello degli abitanti di Nazareth, che il nostro sia semplicemente un salto di qualità per aprirci alla novità del Vangelo. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto. La qualità di dimostrazione della nostra unione con la vita divina di quello che porta su la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate fratelli e sorelle perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, che hai concesso a Sant'Alfonso Maria de Liguori la grazia di celebrare questi misteri, offrendo se stesso come sacrificio santo a te, consacrato, infiamma i nostri cuori con il fuoco del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodati e ringraziati sempre Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra sapienza. Nel suo disegno di amore, nel tuo disegno di amore hai illuminato Sant'Alfonso e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria. Santo, 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 che
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Fabio, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Alfonso Maria de Liguori e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà,
tu che vivi nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. La pace sia con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore nostro, Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te. Preghiamo. O Dio, che hai fatto del Santo Vescovo Alfonso Maria un fedele ministro e apostolo dell'Eucaristia, concedi ai tuoi fedeli di parteciparvi assiduamente per cantare in eterno la tua lode per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Accendiamo ora la lampada, segno della nostra preghiera, che arderà davanti all'immagine della Madonna. Aiuta
conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Il Divino Spirito L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio?
Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo. Dal paese del Giordano e dell'Hermon, dal monte Mizar. Un abisso chiama l'abisso, al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio, mia difesa, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono. Abbi pietà di noi, Signore Dio dell'universo, e guarda. Infondi il tuo timore su tutte le nazioni. Alza la tua mano sulle nazioni straniere, perché vedano la tua potenza. Come ai loro occhi ti sei mostrato santo in mezzo a noi, così ai nostri occhi mostrati grande fra di loro. Ti riconoscano come noi abbiamo riconosciuto, che non c'è un Dio fuori di te, Signore. Rinnova i segni e compi altri prodigi. Glorifica la tua mano e il tuo braccio destro. Raduna tutte le tribù di Giacobbe, rendi loro il possesso come era al principio. Abbi pietà, Signore, del popolo chiamato con il tuo nome, di Israele che hai trattato come un primogenito. Abbi pietà della città tua santa, di Gerusalemme tua dimora. Riempi Sion del tuo splendore, il tuo popolo della tua gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono. Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola. Là pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale. Esulta come prode che percorre la via. Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. Senza frode imparai la sapienza e senza invidia la dono. Non nascondo le sue ricchezze. Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini. Quanti se lo procurano si attirano l'amicizia di Dio. Sono a Lui raccomandati per i doni del suo insegnamento. La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi. La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi. L'Assemblea ne proclama le lodi. Canta la sapienza dei santi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi. I saggi splenderanno come il firmamento. I maestri di sapienza saranno come stelle nel cielo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, Di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati. grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
guideranno come il firmamento. I maestri di sapienza saranno come stelle nel cielo. A Cristo buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera. O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità. O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri. O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori. O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu. O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Dio, che proponi alla tua Chiesa modelli sempre nuovi di vita cristiana, fa che imitiamo l'ardore apostolico del Santo Vescovo Alfonso Maria de Liguori nel servizio dei fratelli, per ricevere con lui il premio riservato ai tuoi servi fedeli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Come il cervo va all'acqua viva, io cerco te ardentemente, io cerco te, mio Dio.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 1 agosto. Sant'Esuperio, vescovo di Bayeux in Francia, il primo vescovo di questa città. San Felice di Gerona, martire in Spagna nella persecuzione di Diocleziano. Beato Emerico di Quart, ad Aosta, vescovo, conduce una vita molto austera e per questo venerato dal popolo. Beato Tommaso Velburn, martire sotto Giacomo I in Inghilterra. In Polonia 11 suore, martiri. In Vietnam 2 sacerdoti domenicani. A Dachau il beato Alessio, polacco. Beato Giovanni Bufalari d'Arieti, divenuta eremita agostiniano, è morto a 17 anni appena, ma è ricordato come un ragazzo allegro e socievole. È morto nel 1316. Sant'Alfonso Maria de Liguori, di Napoli, era avvocato, ma quando si è accorto che quando lui difendeva i poveri i giudici non lo ascoltavano, ha cambiato mestiere, è diventato sacerdote. E quando ha visto la povertà dei pastori che scendevano dalle montagne, ha voluto dedicarsi a loro per istruirli e seguirli. Ha fondato anche la congregazione del Salvatore per seguire le persone delle campagne e per seguirle nella fede. È stato ordinato vescovo a Sant'Agata dei Goti, è morto più che ottantenne nel 1787. La parola di Dio di oggi. Nella prima lettura vediamo che Dio propone a Mosè l'istituzione di varie solennità da celebrarsi da tutto il popolo. Cosa sono le solennità, le feste? Sono dedicare del tempo a ricordarsi di Dio, a ricordare quello che Dio ha fatto per il suo popolo, cioè per noi, per la nostra vita. Senza feste religiose un popolo non è popolo. Se non ci sono feste religiose, il popolo si dimentica di Dio. Quindi si ricorda soltanto dei propri egoismi. E allora la vita di quel popolo diventa impossibile. Non c'è più fiducia, non c'è più amore reciproco. Ecco l'importanza delle feste religiose, ma sono importanti se sono vissute esercitando la fede, cioè l'obbedienza a Dio. Perché se invece le feste diventano l'occasione per accontentare gli egoismi, per il divertimento, siamo da capo. Sarebbe meglio non ci fossero. Le feste hanno significato quando sono veramente memoria di Dio, del suo amore e della sua carità. Gesù è fedele alle feste, è fedele ai sabati. Quando va a Nazareth entra nella sinagoga di sabato e viene chiamato anche lui ad alzarsi a spiegare le scritture. E quando lo fa lui tutti si meravigliano, ma dicono: ma come? È soltanto un falegname, come mai parla così, in maniera così sapiente? Lo sai perché? La parola di Dio Gesù la viveva, non solo la sapeva, ma la viveva. Viveva l'amore di Dio, per questo le sue parole riflettevano l'amore che Dio gli donava e quello che lui restituiva a Dio Padre suo, che lui venerava, adorava come Padre. Vive l'umiltà Gesù, vive l'obbedienza a Dio.
ed è libero dalle cose di questo mondo. Per questo le sue parole sono ammirate da tutti. Tutti riconoscono che sono ricche di sapienza. Chi parla di Dio amandolo lo fa non per essere applaudito, ma per dar gloria a Dio, perché Dio venga conosciuto, ubbidito e venerato, adorato anzi. Io ti ringrazio perché tu lo stai già facendo e per questo ti benedico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo. Buongiorno e ben trovati con i giornali in edicola, l'appuntamento quotidiano con la nostra rassegna stampa. Oggi sulle prime pagine delle maggiori testate nazionali troviamo tanta politica sia interna che internazionale. Per quanto riguarda la politica interna in realtà bisogna guardare anche alle inchieste giudiziarie, perché per esempio ieri il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha confermato 6 arresti nell'ambito dell'inchiesta su presunti episodi corruttivi che hanno riguardato l'urbanistica della città, confermati i domiciliari per l'ex assessore all'urbanistica di Milano, appunto assessore comunale, e anche per il numero 1 di Coima, Manfredi Catella. Tra gli altri una persona è finita in carcere ed è un'inchiesta che vede indagato anche il sindaco Giuseppe Sala, però su di lui è caduta quella che era l'accusa di induzione indebita. In realtà il quadro accusatorio dei magistrati ha retto e il giudice parla addirittura di mercimonio ai danni della città. E se questa è la prima inchiesta che ha scosso la politica, con per esempio Fratelli d'Italia che chiede che il sindaco Sala si dimetta non perché è indagato ma perché le sue scelte politiche, secondo il partito della premier Giorgia Meloni, sono state dannose per la città, a chiedere la testa di Sala e anche il Movimento 5 Stelle, che però ieri ha in qualche maniera reso ferreo il suo appoggio al candidato della regione Marche, l'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che proprio lo scorso 30 luglio, perché è coinvolto in un'inchiesta anche qui sull'assegnazione illecita di alcuni fondi per la cultura, è indagato, ascoltato dal GIP, si è praticamente difeso dalle accuse. Secondo il leader del Movimento 5 Stelle, che ha ribadito più volte di aver letto le carte, Ricci sarebbe estraneo a qualsiasi episodio a lui contestato. Da qui la scelta di mantenere il campo largo per le regionali delle Marche. Ed un'altra regione che andrà a sorpresa quasi alle urne sarà la regione Calabria, perché si è dimesso il governatore Roberto Chiuto di Forza Italia, coinvolto anche lui in una inchiesta per corruzione. Sono deciso ad andare avanti e mi ricandiderò, ha detto, quindi molto probabilmente anche la Calabria andrà al voto al prossimo autunno. Se questo avviene in Italia per quanto riguarda la politica nazionale, la politica internazionale guarda soprattutto alla Palestina, dopo l'annuncio della Germania di voler riconoscere lo Stato palestinese, che però non è un riconoscimento immediato, ma che arriverà dopo un processo negoziale. Una mossa, quella del governo tedesco, che rischia di isolare l'Italia, perché il 24 luglio scorso è stato Macron il primo paese del G7 a voler riconoscere lo Stato
di Palestina e volerlo fare a settembre nella prossima riunione delle Nazioni Unite. Si è unito poi il leader inglese Starmer, poi il Canada, il Portogallo, e quindi adesso bisognerà capire l'Italia, che invece si mostra cauta e anzi con la premier Giorgia Meloni ha detto che non è tempo di riconoscere lo Stato di Palestina. Nel frattempo i palestinesi continuano a morire. Ieri un video reso noto dalle Nazioni Unite ha praticamente raccontato lo strazio che stanno vivendo le mamme e soprattutto i bambini. Sale il numero di quelli morti per malnutrizione e fame. E poi c'è un altro video che mette nel mirino l'esercito israeliano, che in un breve filmato lo si vede sparare contro i gazawi che sono in fila per ricevere gli aiuti. E ieri a Gerusalemme è arrivato l'inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Witkoff, che ha avuto un lungo e pare produttivo incontro con Netanyahu. Vedremo che cosa accadrà, anche se oramai a Doha è in una fase di stallo il negoziato per il cessate il fuoco. Ieri peraltro Hamas ha reso noto che uno degli ostaggi è ancora vivo e quindi ha animato la possibilità di riaprire eventuali negoziati. E poi c'è Kiev che è stata attaccata la notte scorsa da alcuni droni russi, 11 morti, tra questi un bambino di soli 6 anni, ma l'Ucraina fa notizia perché il Parlamento ha legiferato a favore delle 2 autorità anticorruzione, i cui poteri erano stati, con una legge voluta dallo stesso Zelensky, limitati. C'erano state delle proteste di piazza e da qui il passo indietro. Si torna poi a parlare di dazi, perché oggi è il 1° agosto e Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo che in qualche maniera fa confermare quello che è stato l'accordo di domenica scorsa raggiunto in Scozia con Ursula von der Leyen. Un accordo che non ha accontentato alcune cancellerie, Francia e Germania in primis. Per il momento non si sa ancora che cosa accadrà su alcuni prodotti, come per esempio gli alcolici e anche i farmaci, ed è diciamo così in divenire l'accordo per quanto riguarda la guerra commerciale iniziata da Donald Trump. E poi per la cronaca bisogna andare in Friuli per 2 motivi. Il primo riguarda Martina Oppelli, che è stata una donna malata di sclerosi multipla. Vi dico è stata perché ieri ha raggiunto la Svizzera per poter accedere al suicidio assistito che la sua regione, il Friuli, le ha negato per 3 volte. Ha lasciato un videomessaggio che è un appello ai politici a varare una legge che sia giusta e di buon senso. Arriva a pochi giorni dalla morte di Laura Santi, che in Umbria, a Perugia, ha scelto di accedere per la stessa feroce malattia alla stessa soluzione per togliersi la vita. E poi si resta, vi dicevo, in Friuli per un caso di cronaca abbastanza raccapricciante: un uomo ucciso e fatto a pezzi dalla madre e dalla compagna perché pare non partecipasse troppo alle spese di casa. E poi per quanto riguarda invece lo spettacolo, la morte a 94 anni di una delle attrici che ha segnato il cinema e il teatro italiano, Adriana Asti. Queste sono le notizie che troviamo sulle prime pagine, che cominciamo a guardare insieme, partendo come sempre dal Corriere della Sera, che non poteva non aprire sull'affaire urbanistica a Milano. Caso Milano, scattano gli arresti ai domiciliari l'immobiliarista Catella e l'ex assessore Tanchedi in cella, il costruttore, il numero 1 di Bluestone Bezzicheri. Il GIP dice è un sistema corruttivo e si parla proprio di mercimonio. Sala dice per me cade il reato di induzione indebita, quindi di quelle presunte pressioni che avrebbe fatto all'epoca per in qualche maniera aiutare la realizzazione della nuova skyline milanese. Ad accompagnare questo titolo altre 2 notizie di cui vi parlavo, che riguardano le regionali. Il governatore della Calabria Roberto Occhiuto, indagato lascia, ora però alle urne e mi ricandido, ha detto. E poi il caso che riguarda invece le Marche, con Conte che salva il Dem Ricci e quindi al via la campagna elettorale. A centropagina la fotonotizia di Martina
Oppelli, di 51 anni, che da 20 anni era malata di SLA, il suicidio assistito e l'appello. Dopo i 3 no in Italia, la morte in Svizzera e il suo "fate una legge", nel video lasciato, che ha il sapore ovviamente di un testamento. E poi i dazi troviamo sulla prima pagina del Corriere. Via i dazi dell'America, l'ordine di Trump all'Europa imposto il 15%. È stato però punito il Canada, a cui sono state ritoccate le tariffe che dal 25% passano al 35%, un'iniziativa, quella di Trump, legata all'annuncio del del primo ministro canadese Carney, proprio sulla volontà di voler appoggiare la nascita di un paese e di uno Stato palestinese osteggiato invece da Trump, e quindi il Canada punito con i dazi. Ma ci sono delle ritorsioni anche per il Brasile e per l'India, quest'ultima perché continua ad acquistare petrolio dalla Russia e non dagli Stati Uniti, e mentre è stato raggiunto un accordo sia con la Corea che con la Cambogia. E infatti vedete che sulle ritorsioni su India e Brasile c'è un'analisi firmata da Federico Rampini, che definisce la guerra dei dazi come arma geopolitica. Guardiamo invece Repubblica come apre su Milano ed il sì agli arresti, l'urbanistica, il GIP a cogliere richieste dei magistrati, 5 degli indagati ai domiciliari ed 1 in carcere. Cade l'accusa di induzione indebita per appunto Beppe Sala, che dice: non ho agito per interesse personale. Sulla prima però troviamo anche l'indagine a carico di Roberto Occhiuto, che lascia e si ricandida dicendo che è giusto che scelgano i calabresi. E poi c'è un focus sulla Puglia, che è un'altra regione che va al voto nel prossimo novembre, e dove c'è tra settembre e novembre, dove però c'è il punto di domanda sui candidati presidenti, perché per il centrodestra dovrebbe essere Mauro Dattis, il senatore di Forza Italia, a rappresentare il centrodestra. Per il centrosinistra si è sempre detto che il candidato sarebbe stato Antonio De Caro, che però non ha sciolto ancora la riserva, e adesso c'è Annalisa Cuzzocrea che racconta le ultime ore della politica pugliese, con il riferimento all'ex governatore Vendola, quello che ha creato la cosiddetta primavera pugliese, che secondo AVS dovrebbe naturalmente ricandidarsi. E poi c'è Michele Emiliano, che vorrebbe candidarsi a consigliere regionale. Quindi questi potrebbero essere i 2 dubbi che non permettono ad Antonio De Caro, che lo ricordiamo è eurodeputato e presidente della Commissione Ambiente europea, di sciogliere la riserva. Di taglio alto però c'è la politica internazionale, perché Repubblica parla e ha intervistato uno dei più grandi scrittori israeliani esistenti, David Grossman, che dice: c'è un genocidio davanti ai miei occhi, ed è riferito a quanto avviene a Gaza. Dice: quanto ho visto e letto non posso più trattenermi da utilizzare questa parola che, dice, da ebreo per anni mi sono rifiutato di utilizzare. E poi la svolta di Berlino: Israele è isolato e la Palestina va riconosciuta. E poi ancora centropagina, ma di spalla, la vedete, l'Unione Europea scatta oggi nuovi dazi da parte degli Stati Uniti. E poi la foto che riguarda Martina Oppelli, che ha raggiunto la Svizzera dopo che il fine vita le era stato 3 volte negato in Italia. La Stampa apre sulla decisione della Germania di riconoscere lo Stato di Palestina, e il titolo scelto dal giornale di Torino è: Merz spiazza Meloni, ora l'iter per la Palestina. La Germania dice stop ai massacri, ma 2 ministri israeliani, che poi sono sempre i soliti, quello alla difesa e quello alla sicurezza, Smotrich e Ben-Gvir, annettiamo la Cisgiordania, perché vorrebbero appunto ampliare i confini dello Stato israeliano. Canada e Portogallo, come Macron, pronti a riconoscere lo Stato di Palestina. Questo mentre lo stesso Trump ha imposto dei pesanti sanzioni all'autorità nazionale palestinese e anche all'OLP, il movimento che ricordiamo è legato al nome di Yasser
Arafat. A centropagina invece vedete la foto di Federica Pellegrini e difendiamo le atlete incinte, perché lo ricorderete lunedì scorso sulla prima pagina del giornale di Torino c'era la foto di una pallavolista, Asia Coliandro, che perché incinta ha denunciato di essere stata allontanata dalla società per cui ha giocato per tante stagioni, ed interviene appunto la campionessa, la divina della piscina, appunto Federica Pellegrini, che parla della necessità di tutelare le atlete che scelgono di diventare mamma. Di spalla vedete alla sinistra dei vostri teleschermi il giorno dei dazi, partenza al buio da Trump, nessun ordine esecutivo, in realtà lo ha firmato nella notte scorsa, perché alle 6 italiane i dazi sono entrati in vigore, però fino alla serata di ieri c'era il dubbio su che cosa Trump avrebbe potuto escogitare, perché comunque l'accordo raggiunto con Ursula von der Leyen, per esempio domenica scorsa in Scozia, non era stato poi supportato da un documento scritto e condiviso. Da qui i dubbi sulla reale intenzione del Presidente degli Stati Uniti. Dall'altra pagina invece, dall'altra parte di spalla, la scelta del fine vita di Martina: rispettate il dolore, fate una legge. E poi il GIP che ordina 6 arresti, il rito ambrosiano della speculazione. Guardiamo insieme il Sole 24 Ore, che parla con quelli che sono stati i dati Istat e riguardano l'inflazione, rincari al 3,4% per i beni di consumo, balza il carrello della spesa a luglio, mentre l'indice generale resta all'1,7, aumento però anche degli occupati, trainato però dagli over 50. Di taglio alto invece la politica internazionale con lo Stato della Palestina, anche la Germania apre al riconoscimento, e poi l'intesa tra gli Stati Uniti e Israele, per cui serve la resa di Hamas e poi il cessate il fuoco. A centropagina i dazi, farmaci Trump ai 17 big mondiali, tagliate i listini degli Stati Uniti e lo scontro delle tariffe che entrano in vigore oggi al 15%, vedremo che cosa succederà nelle prossime ore. Avvenire apre con la politica internazionale guardata da 2 punti di vista, ovvero gli Stati Uniti con Israele e il loro ultimatum ad Hamas. Per riuscire a raggiungere il cessate il fuoco serve la resa immediata da parte del movimento terroristico, e poi il giubileo con i giovani che ieri hanno piegato in piazza San Pietro per invocare la pace, con loro il presidente della Conferenza Episcopale Italiana Zuppi: basta stragi inutili e torni la speranza. In realtà è stato proiettato anche un videomessaggio del patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pizzaballa, che ha parlato di insieme come parola chiave anche per quello che sarà il futuro della Terra Santa, che dovrà continuare a convivere, ma soprattutto ha chiesto che ognuno faccia la propria parte e diventi operatore di pace. A centropagina invece l'economia, con l'appuntamento di settembre con le detrazioni sulla bozza di bilancio. Si parla di questo, Figli e ISEE, si apre la trattativa, il governo è disponibile a misura per le famiglie, scrive il giornale dei Vescovi, sconti per i libri scolastici e nuovo peso alla casa. L'occupazione continua a crescere secondo i dati Istat, ma restano bloccati gli stipendi. A Milano scattano 6 arresti e anche qui in prima abbiamo quello che è l'affaire urbanistica a Milano. Il Messaggero apre con l'inchiesta milanese. I 6 arresti, 5 in carcere un imprenditore e 5 indagati ai domiciliari, tra cui Giancarlo Tancredi, che è l'ex assessore comunale all'urbanistica. Nessuna accusa di induzione indebita per il sindaco Beppe Sala. E poi le Marche: Conte assolve il candidato Ricci, che è stato coinvolto in una inchiesta per corruzione. Però qui troviamo 2 notizie di cronaca. La prima è quella che riguarda la fotonotizia ed è il velista Carlo D'Attanasio, che era da 5 anni in cella a Nuova Papua Guinea per un errore. Adesso è stato liberato e tornerà in Italia. Ha scoperto peraltro di essere malato di tumore e dovrebbe essere quanto prima sottoposto alle cure. E poi quello che è accaduto a Gemona del Friuli, in provincia di Udine: non prepara la cena, ucciso e fatto a pezzi dalla moglie e dalla madre. Le 2 donne hanno sgridato la vittima, che è un uomo di 35 anni, poi fatto a pezzi, gettato in un bidone. Le 2 avrebbero poi chiamato
chiamato gli aiuti per confessare. Guardiamo insieme il Mattino di Napoli, che invece apre con l'urbanistica, i 6 arresti di Milano, ma il taglio alto è dedicato al boom di turisti e di prenotazione per chi sceglie appunto il napoletano per passare le vacanze. A centropagina il calcio con il metodo Conte, tattica e tanto lavoro in preparazione dell'avvio della stagione di Serie A, e poi il giorno dei dazi degli Stati Uniti al 15% per l'Unione Europea, vino e liquori, per ora l'aliquota resta piena. E qui invece abbiamo le regionali che riguardano anche la Campania, perché De Luca finisce il suo mandato e ci dovrebbe essere l'accordo su Fico per quanto riguarda il centro-sinistra, e il giornale scrive: centrodestra sul prefetto, torna il pressing, ma lui smentisce ancora, è il prefetto di Napoli Michele Di Bari. Ovviamente Conte dà l'ok a Ricci, nelle Marche più forte l'asse che si potrebbe creare anche in Campania su appunto Fico. Andiamo a guardare insieme invece il resto del Carlino, che dedica l'apertura ai dazi. Scattano i dazi degli Stati Uniti all'Europa, ma è incertezza fino all'ultimo, con la stangata su acciaio e alluminio, e invece resta l'incognita su vino e alimenti. Intervistato anche l'ex ministro Galletti, dice che è necessario aiutare le imprese, come anche ha chiesto il governo. La fotonotizia che prende quasi tutta la prima pagina riguarda l'urbanistica a Milano, il giorno degli arresti, e in foto vedete Gianluca Tancredi, che è l'ex assessore comunale all'urbanistica, e il costruttore Catella, che entrambi sono finiti appunto ai domiciliari. L'assessore si chiama Giancarlo e non Gianluca, scusate. Poi l'intervista, che però riguarda anche l'apertura, è all'ex sindaco Letizia Moratti, dice: con la giunta Sala, immobilismo e frattura sociale, che sono poi i motivi che vengono contestati da chi chiede a Sala di dimettersi. Di spalla invece la svolta di Berlino, serve uno Stato della Palestina, lo vedete, e poi Conte che dà il via libera a Ricci sulle Marche, andiamo a vincere, ed è quello che dice appunto Elly Schlein. Tajani da Marina e Piersilvo, patto per Forza Italia. Ieri c'è stato questo incontro tra il ministro degli esteri, che è anche presidente di Forza Italia, con i 2 primogeniti di Silvio Berlusconi, che, lo ricorderete, a fine giugno, in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset, Piersilvio aveva chiesto, tra le altre cose, parlando a margine della presentazione con i giornalisti, un rinnovamento nel partito con dei volti nuovi, e sembrava proprio un attacco non soltanto a Tajani ma anche alle sue scelte. Andiamo a vedere l'edicola. L'edicola sceglie di aprire con Conte che dice sì a Ricci ma chiede la testa di Sala, quindi con le regionali, e di spalla abbiamo i dazi, ma anche Witkoff, che oggi sarà a Gaza dopo aver incontrato appunto Netanyahu. L'Eco di Bergamo apre sul report che riguarda il rischio idrogeologico, un bergamasco su 100 in area a forte rischio frana, ed è il report che disegna questa situazione, quindi un'apertura che è essenzialmente molto locale. Lo stesso fa la provincia di Como, che parla di cronaca: guidava il taxiboat ubriaco, il lago è diventato una giungla, aumentano i controlli e le multe della polizia nautica per appunto la sicurezza sul lago. Sempre rimanendo sulla cronaca locale, la Gazzetta del Mezzogiorno, che apre sull'Ilva, prima intesa sia la decarbonizzazione con 3 forni elettrici, la firma però soltanto il 12 agosto e Bitetti torna in sella. Lunedì scorso, nei giorni scorsi, dopo essere stato, il 28 luglio, dopo essere stato contestato dagli ambientalisti, da chi non era d'accordo su quella che era la bozza di decarbonizzazione e l'accordo di programma soprattutto sul rilancio del siderurgico, era stato pesantemente insultato e lui aveva deciso di dimettersi. Ieri si è presentato al Ministero del Made in Italy, ha partecipato all'incontro sull'ex Ilva e aveva già detto che l'accordo di programma così come presentato non andava bene, perché non si può giocare con la salute dei tarantini. L'accordo sui 3 forni, e adesso vedremo il 12 agosto se ci sarà la sigla dell'accordo. Il Giornale di Sicilia apre su un'altra cronaca giudiziaria locale.
e su quell'inchiesta per corruzione che ha coinvolto il presidente dell'Assemblea regionale Galvagno e l'assessore al turismo Elvira Amata, che però ha provocato anche le dimissioni di Maglio Messina, esponente del partito di Giorgia Meloni. Bufera a Roma, Messina lascia il partito, il deputato alla Camera ed ex assessore regionale dice non c'entra l'inchiesta di Palermo, ma ha motivazioni profonde diciamo così, che lo hanno spinto alle dimissioni. A centropagina invece i sì alla Palestina crescono, quindi al riconoscimento dello Stato, pure Berlino la riconoscerà, e dal Canada al Portogallo pressing internazionale per la nascita di un nuovo Stato. Vedete la foto dei Gazawi che assalgono uno dei camion che portano aiuti. Guardiamo poi adesso l'insieme della prima pagina dell'Altra Voce, che apre sulle dimissioni. Non fermano gli arresti perché il GIP concede le 6 custodie cautelari richieste dalla procura, scagiona però Sala sul Pirellino e quindi quell'induzione indebita di cui era accusato, e nell'ordinanza si parla di mercimonio della funzione pubblica. Di spalla invece lo Stato di Palestina ed il pressing di Berlino, e poi le sanzioni degli Stati Uniti all'OLP con appunto la volontà di Trump di dire no alla nascita di uno Stato palestinese. E come sempre aver visto insieme la prima pagina dell'Altra Voce ci dice che l'appuntamento con i giornali in edicola termina qui. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e vi lascio in compagnia dei programmi della Rete. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Preghiamo perché le società in cui la convivenza sembra più difficile non cedano alla tentazione dello scontro su basi etniche, politiche, religiose o ideologiche. Perché l'amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, si dimostri più forte delle debolezze e delle crisi che insidiano la famiglia cristiana. Perché la Madre di Dio, assunta in cielo, protegga le nuove generazioni dalla tristezza e dal disimpegno.